Passeggiando per Palermo, incrocerete donne e uomini dai capelli biondi ed occhi azzurri. Potrete scommettere che non sono turisti, bensì il frutto tardivo di fioriture che risalgono all'invasione sveva. La Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni è la superba eredità dei guerrieri del nord nella terra ambita ove nascono i limoni. Puntando il compasso su Messina e tracciando un cerchio con raggio sulle Alpi, si può definire il campo magnetico della Trinacria, nome antico, appropriato alla forma triangolare dell'isola, bagnata da 3 diversi mari. E vennero i Fenici, marinai arditi, scopritori dell'alfabeto. A Mozia, dopo aver fondato Cartagine nel IX secolo, vi è traccia di un bacino di carenaggio, con quello di Cartagine, il più antico del Mediterraneo. Popolo profondamente religioso, del loro passaggio resta il Tofet, luogo sacro, in cui si sacrificavano fanciulli, nonché più di 1000 stele figurate ancora visibili. Ne seguirono la rotta i Greci, dalla Petrosa Itaca, in cerca di terreni fertili. Siracusa, Agrigento, Selinunte, Minoa, Taormina finirono per circondare l'isola che divenne il centro conteso della Magna Grecia. Nel 200 a.C. la Sicilia entrò nel Regno Romano, dopo la resa di Siracusa, retta dal tiranno Gerone che, con l'ausilio delle macchine da guerra inventate da Archimede, suddito e consulente, riuscì a resistere 3 anni all'assedio. Dopo i Nordici fu la volta degli Spagnoli e del loro regno delle 2 Sicilie. Tante culture che lasciarono un patrimonio artistico incomparabile. Tra i molti poeti che cantarono l'isola, prodiga di frutti, ci piace citare Omero che, nell'Odissea, fa sbarcare Ulisse ad Aci Trezza, vicino a Catania. Tutto viene, non seminato, non piantato, l'orzo, il frumento e la gioconda vite, che si carca di grosse uve e di cui Giove, con piogge tempestive, educa e cresce. Serena immagine bucolica. Ma la Sicilia è terra altera, ove il vulcano Etna controlla e vigila con i suoi ciclopi. Prima di iniziare la visita a Palermo, ancora poche informazioni tra arte e mito. La Triscele,
3 gambe in movimento con al centro una palla o un gorgone, è simbolo della trinacria sin dal Medioevo. Hieronymus Bosch lo utilizzerà nel suo giudizio universale. Circe, la maga, avvertì Ulisse. Attraversando lo stretto di Messina, pochi sopravvivono all'ammagliante canto delle sirene, donne, pesce bellissime. Ulisse tappa le orecchie dei compagni, impedendoli dal sentire le lusinghe. Lui si fa legare all'albero della nave perché la sua curiosità è irriducibile, come la nostra. Per cui procediamo con tutti i sensi aperti a cogliere ogni sfumatura di bellezza, dono di Giove ai mortali. Iniziamo con i mosaici dorati del Duomo di Monreale, esempio apicale di un'arte commista, bizantina, araba e normanna. Si erge alto, dominante la Conca d'Oro, la volle Guglielmo II, padre dello Stupor Mundi, Federico II, nel 1172. La facciata è racchiusa tra 2 massicce torri, una campanaria. Le unisce un portico elegante, ma stonato come una campana rotta. Il neoclassico non ci può stare. La balaustra poi offende i disegni in tufo degli archi antichi. Soffermiamoci prima di entrare davanti al portale. Un pannello bronzeo del 1185 di Bonanno Pisano. 42 riquadri narrano scene bibliche, nonché le figure del leone e del grifone. Figura mitica questa, metà uccello, metà leone. Entrambi sono simboli normanni. Sulla sinistra 28 bassorilievi raffigurano santi, opera superba dell'arte toscana. Entriamo. Un capolavoro assoluto ci attende. Superata la meraviglia dell'indimenticabile decorazione musiva, cerchiamo di capire la struttura del tempio. L'edificio è a 3 navate, divise da colonne di granito, probabilmente sottratte a qualche tempio romano. I capitelli che le sormontano sono d'ordine misto, con foglie d'accanto, testine e figure mitologiche. Gli archi a sella sono finemente decorati e reggono stupefacenti pareti con scene tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Un profumo di colori, una armonica orchestrazione che si fonde con il dipanarsi lento delle storie narrate. E lento sia il nostro guardare. Cogliendo la preziosità decorativa, la vibrazione luminosa di un'opera capace di smaterializzare i muri, eliminandone lo spessore, pura luce. Abilità artistica di mani arabe. Mai più troverete un complesso musivo cristiano di maggiori dimensioni.
6.340 metri quadrati. Il catino absidale centrale è coperto dalla figura del Cristo benedicente, sotto il quale nella fascia orizzontale sta Maria con il bimbo tra angeli e santi. La chiesa è dedicata a lei e solo a lei è concesso di star seduta e nella controfacciata, sopra il portale, accoglie i fedeli con il bambino in braccio. Cristo Pantocratore è attorniato dalla sua corte celeste. Tra i più importanti, gli arcangeli Michele e Gabriele, vestiti di dalmatica e manto, Raffaele e Uriel con dalmatica e stola. Sopra di loro i serafini con 6 ali, 2 per coprirsi gli occhi per reverenza, 2 per velarsi i piedi, segno d'umanità, 2 per volare al volere divino. Le ali hanno occhi, espressione della loro vigilanza. Torniamo alla grandiosa figura di Cristo, raffigurato secondo la tradizione pittorica bizantina. La testa è lunga 3 metri, la mano destra quasi 2. È avvolto da un ricco paludamento e il capo è cinto dal nimbo. La mano benedice in maniera greca. La sinistra regge il Vangelo con scritto in greco: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà mai nelle tenebre. E la luce c'è. Contemplando la Chiesa, ogni preoccupazione svanisce. Un sentimento ecumenico invade, desiderando di sgravarci di ogni peso, rendendoci spirito, fonderci nello splendore. Torniamo alla figura. Ha il viso lungo, molto, gli occhi larghi, la pupilla accesa. Più greco che normanno, il naso è arcuato, le sopracciglia seguono l'inclinazione severa delle labbra. Di certo, nel dire quel che è scritto, non scherza, ci si può fidare. È un Cristo adulto, lo svela la barba che incomincia ad incanutirsi. Guy de Maupassant nel 1890 annoterà che in questo luogo si rimane conquistati, scossi da qualcosa che rasenta il sensuale quando il calore del colore si aggiunge alla bellezza delle forme. Nel transetto a destra riposa Guglielmo II accanto al padre Guglielmo I. Usciamo per entrare nel chiostro, capolavoro d'arte normanna. 228 colonnine gemine, variamente decorate, culminano in capitelli corinzi elaboratissimi. Questi sorreggono archi chiaramente arabeggianti. Furono chiamati artigiani da tutto il sud Italia per realizzare questa raffinata opera d'arte. Tornati in piazza, scendiamo per vedere l'esterno dell'abside. Costruito in marmo e tufo, ha decori policromi. Il gioco degli archi ogivali incrociati creano un ritmo che ritroveremo nel Duomo di Palermo. Nello scendere verso la città, non mancate di visitare la cuba, edificata anch'essa da Guglielmo II. Un edificio squadrato, severo, alleggerito da arcate ogivali scanalate nella pietra.
all'interno di un grande parco circondato d'acqua era il Buen Retiro per la controra, l'ora più calda. Le possenti mura assicuravano un lieto riposo postprandiale. La fama dell'edificio arrivò a Firenze e Boccaccio ambientò in questo una novella della quinta giornata del Decamerone. L'interno si articola attorno ad un atrio, un tempo un patio probabilmente senza copertura. Fontane circondavano l'edificio, spegnendo con il loro gorgheggiare ogni rumore. Per circa un secolo Palermo fu, con i suoi 100.000 abitanti, la prima capitale d'Europa e la seconda capitale del mondo dopo Costantinopoli. Fu il centro di culture diverse, di eccellenza nelle arti e nei piaceri. Il palazzo della Zisa è un esempio dell'architettura del sollazzo, ossia del paradiso in terra grazie ai giochi d'acqua. Come per la Cuba, brezze artificiali vengono create mediante condotte collocate nei vani torre. Nel 1154 il geografo arabo Al-Idrisi registrava: d'ogni intorno alla capitale della Sicilia è solcato d'acque che sgorgano da fonti perenni. Palermo abbonda di frutti ed i suoi edifici sono luoghi di delizia. Ziza, dall'arabo Aziz, ossia splendida, fu costruita da Guglielmo I, che purtroppo la godette poco. La dissenteria lo spense lentamente nel 1166. Guglielmo II provvide ad ultimarlo con ricche decorazioni. Un monaco, Leandro Alberti, nel 1526 descrive gli artifizi d'acqua che, scivolando da lastre oblique di marmo, entrano in vasche con pesci in mosaico per poi sprofondare in un passaggio sotterraneo e riapparire nella zona termale a forma rettangolare con due torrette sui lati corti con funzione di alloggiamento delle canne di ventilazione presente sulla facciata. La Cappella Palatina, prossima tappa, sarà un trionfo di mosaici religiosi. Per un confronto facciamo un balzo mentale alla Villa Romana a Piazza Arnerina per vedere e ricordare i mosaici romani esaltanti l'amor profano, il mito di Eros per i greci. Gli angioletti nudi che vendemmiano o pescano sono gli eroti, che i romani chiamavano amorini o cupidi, parola che si associa alla cupidigia, al desiderio sfrenato. La radice cup indica ribollente o infuocato, come il cuore dei mortali colpiti dalle frecce d'oro di Cupido. Osservate l'opera. Non luccica come quella di Monreale. Le tessere, oltre ad essere meno preziose, sono più larghe e il disegno più grossolano. Nel quadro di Eros e Pan, per quanto ammalorato dal tempo, i colori sono più vivi, le figure in armonico movimento e la bellezza fa capolino nel seno scoperto probabilmente di Giunone. Metà uomo, metà capra, Pan esegue l'ordine di Zeus, coronato d'ulivo, di dare avvio alle feste orgiastiche di Calendimaggio, in competizione o più probabilmente in concerto con l'Amorino. Di ben altro movimento ed emozione è la lotta dei 4 giganti ed un titano. I giganti nacquero
dal sangue di Urano quando venne mutilato da Cromo. I Titani, loro fratellastri, erano figli di Urano e Gea, la madre terra. Perdettero la guerra contro Zeus e furono rinchiusi nel Tartaro. Anche i giganti tentarono il colpo di stato, ma le frecce avvelenate di Ercole evitarono sovvertimenti nell'Olimpo. Guardiamo la scena. Tutti vengono colpiti dalle frecce. Che siano avvelenate lo confermano le serpi. Le figure storpiate dal dolore, contorte nell'ultimo sforzo di estrarre l'asta, urlano sprizzando sangue mortale. I mosaicisti, probabilmente nordafricani, hanno creato una scena di grandiosità e bellezza anatomica che anticipa il pathos delle sculture michelangiolesche. Entriamo ora nel palazzo dei Normanni. Ruggero II, che di 3 popoli latini, greci, arabi, seppe fare un regno, lo edificò attorno al 1140. L'esterno presenta gli ormai noti archi, simili a quelli della Cuba, ma di ben superiore imponenza. L'interno si sviluppa a 3 livelli di portici attorno ad un patio rettangolare. Il vestibolo della Cappella Palatina, nostra meta, è rivestito di pannelli musivi del XVII secolo sotto il regno dello spagnolo Ferdinando di Borbone. Narrano vicende dell'Antico Testamento che esaltano la generosità e la gloria di Davide. L'intento è sfacciato: collegare la dinastia spagnola a quella dell'eroe biblico. La grossolanità della manifattura e l'ovvietà delle scene ci esonera dal descriverle. La meraviglia delle meraviglie è all'interno. Come può esservi in così poco spazio tanta ricchezza? A Monreale era distribuita in armonia con una struttura da cattedrale. Questo è uno scrigno di cappella. Lunga poco più di 18 metri, ha forma basilicale a 3 navate, 5 colonne per lato di granito egiziano, alternate a quelle di marmo cipollino, per metà scanalate, reggono alti pieditti che si chiudono in archi a sesto acuto. Dalle finestre sui muri perimetrali entra la luce che accende mosaici, le foglie d'accanto dorate, persino il pavimento di pietre dure posate per creare intrecci labirintici, cerchi concentrici, stelle polari. Le pareti, rivestite di marmo bianco con tondi in porfido, fregi e 4 croci greche, nella parte superiore sono ricoperti di mosaici di bellezza irraggiungibile. 134 quadri, 110 figure isolate, 131 medaglioni narranti la vita di Cristo. A differenza di Monreale, l'elemento più importante non lo troveremo nell'abside, bensì nella cupola, centro del programma narrativo. E da qui iniziamo. Ancora il Cristo Pantocratore nel limbo, circondato però dalle parole di Isaia scritte in greco: il cielo è il mio trono, la terra sgabello i miei piedi. La mano non domina come a Monreale e lo sguardo è triste. 3 panni di colore diverso lo coprono. Attorno a lui i 4 arcangeli a figura piena. Michele e Uriele con vesti d'oro e argento. Gabriele e Raffaele con Lorica e Coturno sono dei guerrieri. Tutti reggono il labaro,
e il globo. 4 angeli si inginocchiano. Nel catino dell'abside centrale ancora Cristo, la cui regalità luminosa si sprigiona dal capo. Nel libro recita la stessa frase di Monreale: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Lo sguardo è sereno, comunicativo, pacato, come il gesto della mano. Nell'emiciclo sottostante la Madonna, Maddalena, Pietro, Battista e Giacomo. Realizzate nel XVIII secolo, e lo si capisce, sono più realistiche ma prive di ieraticità, di magia. La narrazione della vita di Cristo si svolge nelle pareti laterali. La Natività, insolitamente movimentata, con l'arrivo dei magi e la loro prostrazione, il bagno del bimbo a cura delle ancelle, insolita scena, il bimbo nudo con le pudende esposte, il volto adulto con un ricciolo sulla fronte rasenta la condanna iconografica. Sensuali le mani dalle lunghe dita di Maria che avvolgono il pargolo adolescente. Da un lato Giuseppe seduto ci guarda con aria perplessa. Volta le spalle alla scena. Forse manifesta la sua disapprovazione. Il messaggio, in effetti, non è propriamente evangelico. Non un Cristo si fa uomo, ma un re serge a figlio di Dio. Giuseppe riposa nel sonno del giusto, nel quadro seguente, sapendo che la via di fuga per l'Egitto sarà lunga e faticosa, per quanto indossi i calzari negati al servo, anch'esso figura inedita. Il Nilo scorre sotto di loro, con pesci bizzarri, forse salmoni, che nuotano controcorrente, seguendo il bimbo re, ormai formato di muscolosi polpacci. Nel battesimo di Gesù, notevole è lo sforzo di rappresentare l'acqua del fiume Giordano in movimento e la leggiadria degli angeli recanti i panni per asciugare il corpo purificato. Battista è cugino di Cristo, di qualche giorno più anziano. La sua magrezza si giustifica. Agli angeli, vivendo volando, non dovrebbero servire gli infradito. Nella resurrezione di Lazzaro colpisce il gesto realistico di uno degli astanti, si copre naso e bocca, per quanto miracolato dopo giorni nel sepolcro non può odorare di santità. L'ingresso in Gerusalemme è un trionfo annunciato. Sulla destra, sacerdoti e donne dal capo velato accolgono Gesù in groppa ad un asino mansueto seguito da un corteo principesco. Diverte l'agitazione festosa dei ragazzi pronti a stendere i loro panni sul percorso del Re Gesù. Uno di essi addirittura si denuda. Un breve stacco prima di entrare nell'Antico Testamento nella navata centrale. Sulla parete della piccola abside a destra, una terza immagine del Pantocratore, la più elegante, incastonata d'oro, la chioma fluente, la barba curata, la testa eretta sul collo e non schiacciata nel busto. Uno eguale si trova a Cefalù nella cattedrale. Le mani di questo sono più naturali, ma il volto, l'espressione, i capelli sono gli stessi. Così lo sguardo dolce e severo che colpisce e attira. Probabilmente le stesse maestranze hanno operato a Palermo. Raffinate sono le figure dei grandi padri della Chiesa orientale. San Gregorio, il teologo, dalla barba bianca e la mano benedicente.
San Basilio, vestito d'un elegante panneggio grigio perlaceo, e San Giovanni Crisostomo, dal volto naturalistico ed espressivo. La creazione della luce e dell'acqua, la separazione di questa dalla terra, la creazione del firmamento si sovrappongono a Noè con i familiari sull'arca, alla colomba che torna con un ramoscello d'ulivo ed un corvo che addenta il cadavere di un annegato. Un arcobaleno annuncia la pace tra Dio e l'umanità e Noè ne raccoglie i frutti della vite. Torniamo nel registro superiore con la creazione di Adamo ed il meritato riposo dopo tanto lavoro. Adamo è solo. Dio lo accompagna ad Eva, che, tentata dall'arguto serpente, induce Adamo al peccato. Dio li scaccia dal paradiso. Sotto si costruisce la torre di Babele e 3 angeli si recano in sogno da Abramo, annunciandogli il destino di progenitore della stirpe eletta. Sodoma si incendia. Analizziamo l'opera. Le figure sono più plastiche delle precedenti e per lo più in movimento. Le tessere del mosaico hanno una varietà cromatica più ampia, favorendo rappresentazioni più veritiere. Le piante, i frutti, l'uva, le fiamme dell'incendio. La storia può spiegare. Ruggero II morì nel 1154 e la decorazione della cappella era incompleta. Proseguì Guglielmo I con operai di un'altra generazione, con nuovi materiali a disposizione. Ciò che è guadagnato in colore si perde tuttavia in incisività espressa. Le parole dei grandi padri, la profondità espressiva dei volti sacri è smarrita. Lasciamo i mosaici per guardare il soffitto della navata centrale. È in legno intarsiato, ad alveoli rivestiti di tela dipinta a tempera. Tecnica rarissima nel XII secolo. 2 fila di cassoni stellati ad 8 punte con fiorami geometrici all'interno. In legno dipinto sono i soffitti delle cappelle laterali. Usciamo per ammirare il cielo azzurro e le cupole rosa di San Giovanni degli Eremitani, chiesa voluta da Ruggero II ed edificata su una precedente chiesa cristiana, nonostante gli evidenti elementi orientali. Attraverseremo un giardino di agrumi, melograni, rose e gelsomini, arrivando ad un chiostro porticato a colonne binate, residuo di un monastero, per sostare circondate da pietre miliari, avvolte da una natura munifica, respirando il profumo mediterraneo. Se sarà stagione, inebriatevi di zagara, che il fiore di agrume diffonde. Seguendo via Vittorio Emanuele, ci si addentra nel quartiere della Calza, in arabo al-Khalisab, l'Eletto, cittadina fortificata dagli arabi nella prima metà del X secolo, sede dell'emiro, del governo e dell'esercito. Un'altra trasfusione di sangue e civiltà. Scendendo per via Maqueda vedremo San Cataldo, dall'aspetto austero, ingentilito dalle cupole rosse, e la chiesa della Martorana, con decorazioni musive coeve con quella della Cappella Palatina. In particolare,
Si ripete la natività con il bimbo pronto al bagnetto. Stavolta è sostenuto dall'ancella di sinistra. Tornando su via Emanuele, voltando a sinistra all'incrocio con via Roma, si è nel mercato della Bucceria, ovvero bucceria, dal francese boucherie, macelleria. Dal XII secolo, essendo vicino al porto, mercanti d'ogni dove portavano le loro merci. Bucceria in siciliano sta per confusione delle grida degli abbagnati, i venditori, e delle voci del popolo. La Bucceria di Palermo è il titolo ridondante dell'unico quadro di Guttuso che amiamo ricordare. Bucceria è Palermo. Un fantasmagorico spettacolo d'umanità, di vegetazione, di profumi, colori, calori, canti e suoni. Se il pavimento della Bucceria non si asciuga mai, è perché di notte continua a vivere una gioiosa baraonda per tutti i sensi. Approfittatene. Le tentazioni esistono per essere soddisfatte. Proseguiamo sino a Santa Maria della Catena, dal nome di quella che chiudeva il porto di notte. Lo stile è un insolito catalano che ambisce a rinnovare il gotico. Il risultato è un tantino raccapricciante. Scendiamo in Piazza Marina, la più ampia della città, un tempo sede di tornei cavallereschi e di orride esecuzioni. Un fico Magnolides secolare lo può testimoniare. Ci fermiamo davanti al Palazzo Chiaramonte, detto lo Steri da Osterium, ospizio prima della potente famiglia Chiaramonte, conti di Motica, il cui casato finì con la decollazione di Andrea, avvenuta nel 1392. Un regolamento di conti tra conti. Dopo che ad Andrea gli fu troncata la testa nella piazza sotto le sue case, avendo confiscato i beni suoi, il palazzo divenne coerentemente la sede della Corte di Giustizia del Viceré. Aggiungere che l'edificio è uno dei più belli esempi dell'arte arabo-normanna ci pare superfluo. La visione di una bifora decorata a tarsie laviche con motivi floreali e geometrici può bastare. Due passi per arrivare a Palazzo Abatellis, che ospita la Pinacoteca regionale e quel che a noi interessa, l'opera eccelsa del titanico Antonello da Messina, che guardando tutti nessun altro pittore lo ispirò. Con occhio poetico colse la realtà nel minimo dettaglio, rappresentandola con la lucida sintesi di irraggiungibile vitalità. L'Annunciazione fu un tema che Antonello affrontò più volte. Riportiamo il giudizio su questa tavola dipinta di un veneziano, Marco Beschini, che la vide in casa del barone Ottavio de Tassis nel 1600. Diria che Antonello da Messina gh'è una donna con libro avanti che d'esto mondo i studi tutti quanti noi ga certo una cosa così fina. Capolavoro della pittura europea del 1400 per raffinatezza cromatica, nettezza nel disegno e smagliante bellezza del volto. Apparentemente è ripresa di fronte, ma la sua spalla destra è più avanzata come la mano, scoprendo così
una maggior superficie della guancia destra. Le dita della mano sinistra trattengono il manto e sono esattamente in linea con il naso e le labbra. Se la parte destra del corpo avanza, la sinistra si ritrae, creando un impercettibile movimento. Gli intarsi del leggio, con chiaroscuri, creano profondità, accentuata dallo sfondo nero. Le pagine della Bibbia sono aperte. Le dita che le trattenevano si sono alzate, oppure è stato il vento di un angelo o il soffio di parole onnipotenti. La mano sollevata sembra esprimere una preghiera. La prego, attenda. Il timore la induce a raccogliere il velo, un gesto di difesa. Lo sguardo di indicibile dolcezza è fermo nella riflessione. Non guarda, riflette. Dalle labbra non esce verbo. Esattamente quel che accade a noi, guardandola ammaliati. Lascio a voi apprezzare. San Girolamo è dello stesso autore, mentre il trionfo della morte è opera di Ignoto. Preferiamo ritornare a Cefalù per rivedere, con la mente, il volto del ritratto dell'ignoto marinaio. La tavoletta esprime, nella massima sintesi, lo spirito siciliano. Siciliano è indubbiamente l'effigiato più baruni che marinaio. L'aria beffarda, il sorriso ambiguo. Pare essersi voltato al nostro passaggio per capire le nostre intenzioni. Quel volto fu sfregiato, se ne vedono ancora i segni nonostante i restauri. Mai più sembra dire quello sguardo al tempo fascinoso e minaccioso, caratteri dell'Isola dei Pupi. Poco prima di Porta Felice c'è il Museo Internazionale delle Marionette. Il teatro dei pupi ha matrice popolare, un sapere antico tramandato per secoli con il canto, un teatro della memoria, delle leggende della Conca d'Oro. In Piazza Marina, nella stagione estiva, i pupari aprivano i casotti, piccoli teatri in legno trasportabili per mettere in scena le bastasate, ossia commedie improvvisate in dialetto, oppure il cunto, il canto, il racconto, che spesso si appoggiava al retaggio feudale della chanson de geste. Le marionette palermitane arrivavano ad oltre mezzo metro di altezza, sorrette da ossature in ferro con snodi per consentire il movimento degli arti. Il metallo usato per scudi, bracciali, elmi, ginocchiere è ottone o alpaca. Fili sottili si agganciavano a due bacchette di legno, una per reggere il pupo, l'altra per guidarlo. Il puparo era coperto dalle quinte, potendo così manovrare i pupi senza essere visto. Metafora straordinaria, adatta ai tempi moderni. Nella terra dove crescono i limoni nascono migliaia di altri frutti e fiori. Una visita all'orto botanico sarà un'immersione nella madre natura benefica. Nel 1789 nasceva nel fervore illuministico e per graziosa volontà di Federico III di Borbone la Regia Accademia degli Studi, poi Università, tra le cui cattedre c'era quella di botanica. Attraverserete il viale delle palme, quello del banano, delle querce e degli agrumi. Seguite il perimetro dell'acquario, delle piante idrofile tropicali con ninfa e loto. Le serre sono dedicate alle orchidee, poi bungabil, piante grasse d'ogni dove. Munitevi di una guida
per chiamarle per nome, e quelle che gradirete, carezzatele, annusatele. Vi lasceranno un ricordo, e voi a loro.